Quando gli agenti sono entrati nel locale per l'ispezione, nel bel mezzo della notte con DJ, musica e giovani intenti a ballare e a divertirsi, è bastato loro poco tempo per rendersi conto di quanto pericolosa fosse la situazione, per il sovraffollamento oltre ogni limite e per la mancanza delle più elementari misure di sicurezza. Una situazione che poteva diventare, come dicevo, appunto a rischio per l'incolumità di questi ragazzi che frequentavano già da tempo questa discoteca. Gli agenti della polizia amministrativa, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno ordinato l'immediata sospensione dell'attività facendo uscire tutti i presenti ed in seguito il questore di Treviso Maurizio Dalle Mura ha emanato il provvedimento di chiusura. Salotto Mondano, questo è il nome del locale, a Castelfranco Veneto. Al piano terra ristorante e pizzeria, tutto in regola, ma è al primo piano che le violazioni non si contano. In una sala di 200 metri quadri si tenevano nei fine settimana eventi con DJ e musica, senza alcun tipo di autorizzazione. Una discoteca abusiva a tutti gli effetti. Sabato sera, durante il controllo, c'erano 650 giovani, tra di loro anche qualche minorenne, in uno spazio che secondo i rilievi dei vigili del fuoco poteva ospitarne al massimo 250. Un incidente o un attacco di panico incontrollato avrebbero potuto scatenare il caos con esiti tragici. Una trappola simile a quella di Corinaldo, dove a morire furono 5 giovani e una mamma. Delle condizioni direi molto simili, devo dire che ci è venuta in mente proprio la tragedia di Corinaldo e insomma siamo riusciti a sventare una potenziale situazione veramente di rischio per questi ragazzi. Sovraffollamento, ma non solo. Gli estintori, pochi e non segnalati. Delle 3 uscite di sicurezza, 2 non erano utilizzabili, chiuse o bloccate dal guardaroba. Non erano nemmeno segnalate in maniera adeguata, per cui anche in una situazione di emergenza le persone avrebbero avuto difficoltà ad individuare il percorso per portarsi al sicuro all'esterno. E magari si sarebbero accalcati alle uscite sulle terrazze, adibite ad aree a fumatori, ma inservibili come vie di fuga. Che qualcosa non andasse era evidente anche agli avventori ed infatti sono state proprio le segnalazioni di alcuni di loro a portare all'ispezione del locale. Oltre alla chiusura, sanzioni per 12.000 euro a carico dei gestori e l'obbligo di adeguarsi alle norme amministrative e di sicurezza.